l'altro iniziando la mia relazione sono proprio contenta di essere qui perché il museo nostro è un museo dell'Università di Padova, il Museo di Scienze Archeologiche d'Arte, lo vedete nei titoli, molto connotato dal punto di vista dell'archeologia classica. Il patrimonio egittologico non è si aggira in una proporzione, una percentuale inferiore al 2% del patrimonio complessivo, però ha seguito e segue significativamente la storia del museo e l'ha anche in qualche maniera segnata nelle sue tappe fondamentali. E partiamo proprio dalle origini del museo che fa parte del nucleo dei musei storici dell'Università di Padova, originati dalla donazione Vallisneri, da questo docente naturalista e professore di medicina dell'Università di Padova, che ha una collezione di storia naturale all'interno della quale però ammette anche una serie di oggetti di antichità ed arte che egli stesso a sua volta compra da una collezione padovana in fase di dismissione agli inizi del Settecento, che è la collezione della famiglia Mantova-Benavides. Qui in sotto a sinistra voi potete vedere una ricostruzione di quello che doveva essere l'arredo e la disposizione delle opere in questa collezione rinascimentale. Una disposizione che siamo stati in grado di ricostruire perché appunto la donazione l'acquisto che Vallisneri effettuò presso gli eredi Benavides dava la possibilità appunto ha dato la possibilità di avere circa un terzo delle opere e quindi anche la possibilità di ricostruire tramite gli inventari storici la disposizione e la consistenza appunto della collezione all'interno degli spazi. Quelli li vedrete poi una delle ultime slide, anche come abbiamo sistemato l'unico armadio che è rimasto originale della collezione insieme ad altre, quindi diciamo abbiamo ricostruito questa stanza. Questa è l'origine della nostra collezione che all'interno del museo vallisneriano rimane un unico come museo naturale. Negli 800, 1805 1807 diventa museo delle antichità, anzi gabinetto delle antichità, ed è il nucleo dal quale poi originerà l'insegnamento di antichità numismatica, araldica, antiquaria, che solo dopo l'unità d'Italia a Padova, intorno agli anni 1874-1876, diventa istituto di archeologia con il gabinetto di numismatica e antichità, che è l'attuale Museo di Scienze Archeologiche d'Arte. In quel periodo, tra 7 e 800, ma soprattutto nei primi del Novecento, le collezioni mano a mano si aggiungono e poi saranno collocate nel Novecento nella sede attuale. Ma tornando all'inizio, in Vallisneri noi troviamo questo cenno antiquario all'Egitto, che vuol dire tanto e non vuol dire niente, nel senso che non sono oggetti che assolutamente sono riconoscibili. Il sistro magari l'avessimo non l'abbiamo mai neanche visto, e quindi c'è questo riferimento dotto. In realtà noi abbiamo, ci sono ancora dei punti di domanda che poi vi dirò per quanto riguarda gli idoli egizi, ma uno sicuramente non è egizio, di quello citato da Vallisneri, perché si tratta di un idolo aniconico di provenienza anatolica, di età comunque classica, ellenistico-romana, che è tutt'altra cosa. Quindi diciamo è un riferimento all'Egitto come un luogo, diciamo, che nobilita, che dà senso di antichità all'insieme della collezione. Bisogna saltare parecchio nel tempo per trovare invece dei riferimenti nella storia del museo. Eravamo al Settecento, bisogna arrivare al Novecento per avere con Carlo Anti una presa di coscienza di quello che doveva diventare il museo come museo universitario, come quindi sede di esercitazione degli studenti di archeologia, strumento fondamentale, indispensabile sulla scia dell'istituzione degli istituti di archeologia, non solo italiani ma soprattutto europei, che dovevano avere delle dotazioni standard, quindi avere una fototeca, una biblioteca e una gipsoteca. Noi iniziamo all'inizio del fine 800, primi 900, ancora con i predecessori di Carlo Anti, anche la gipsoteca. Stiamo costituendo la fototeca e anche
la biblioteca, però è sicuramente Carlo Anti quello che organizza appunto il museo, dotandolo non solo dei calchi in gesso ma di molti originali, approfittando del fatto che già c'era questo nucleo importante di originali, soprattutto di vasi magnogreci e di sculture classiche dalla donazione Mantova Benavides Vallisneri, e cerca di completare, dare un panorama il più possibile completo delle culture archeologiche, perlomeno dell'ambito mediterraneo. Quindi si dà da fare stimolando donazioni e anche ricercando acquisti. E il primo acquisto significativo è un acquisto che ci interessa in questo ambito, perché Carlo Anti arriva a Padova nel 1922 nel 1925 tramite la Facoltà di Scienze che acquista, anche lì noi siamo forse destinati a questo, ad avere queste origini comuni con i naturalisti, come è stato con Vallisneri. La Facoltà di Scienze del 1925 acquista da un vecchio signore che morirà pochi anni dopo, Eugenio Neumann, triestino, una collezione che doveva essere sulla carta, una collezione di Ursus Pelleus, l'orso delle caverne, rinvenimenti litologici dalle grotte del Carso e altri campioni di tipo sempre geopaleontologico e naturalistico. In realtà, quando i professori di scienze vanno a prelevare la collezione, si trovano con moltissimo, non molto, moltissimo materiale, molto vario materiale di interesse archeologico, tra cui anche una significativa, anche se diciamo contenuta, collezione di antichità egizie. E cosa succede? Carlo Anti si accorda con i colleghi, c'è una divisione equa che viene fatta insomma, in base agli interessi. Nell'anno successivo Carlo Anti si rivolge ai colleghi di scienze e porta al Museo di Archeologia una serie di oggetti che servivano a fare quello che doveva fare, quindi il gabinetto di studio, laboratorio per la formazione degli archeologi. Cosa mancava? Tra le varie caselle mancava molto dell'età del ferro, mancava l'egittologia, quindi completa, portando a casa dalla collezione Neumann una piccola collezione soprattutto di terracotte, usciarti e bronzetti che appunto Anti procura per queste finalità didattiche. Pochi anni dopo lo stesso Carlo Anti diventa direttore delle missioni archeologiche in Egitto dal 1928 alla morte di Schiaparelli fino al 1936 e subito dopo, d'accordo con la società papirologica e con Girolamo Vitelli, senatore Girolamo Vitelli di Firenze, intraprende in proprio gli scavi di Teptunis 1930-1936 e li seguirà personalmente solo nei primi anni, fino al 32, perché poi dal 33, alla fine del 32 fino al 43, scusate, diventa rettore, quindi non può più fisicamente, ma demanda al suo collaboratore. Qui vedete una foto del direttivo degli scavi di Teptunis, in alto con il caschetto coloniale in mano c'è Carlo Anti, che vedete a sinistra in vesti di rettore nel quadro, alla nostra destra c'è Gilberto Bagnani, suo aiutante che rimarrà sullo scavo fino al 36, alla nostra sinistra la moglie, Stuart Bagnani, canadese, studioso di papirologia che accompagnerà dal 32 la missione di scavo. Al centro diciamo, l'interprete mediatore, il signor Bolos, e seduti ai suoi lati una foto, perdonate, molto coloniale, con l'alto e il basso, perdonate, questi sono i tempi, il capovillaggio e il figlio, quindi diciamo era il direttivo, era quello. Quindi questa missione è completa, diciamo, quindi abbiamo con Anti l'Egitto collezionato e l'Egitto indagato. Però la svolta non arriva con Anti, perché? Perché ve lo riassumo, qui non ho fatto perché non era la sede, ma in due parole ve lo riassumo.
Anti ha un bellissimo progetto, perché continua poi negli anni successivi a integrare le collezioni, riesce quando è rettore ad avere i fondi per fare la nuova facoltà di lettere e filosofia all'Università di Padova. All'ultimo piano dedica gli spazi appositamente, non dopo la costruzione ma già in progetto, alla nuova sede del museo, che nel frattempo appunto ha arricchito di molte collezioni. Però questa nuova sede, progettata da un architetto prestigioso, Gio Ponti, museo che, come vedete qui, il giorno di inaugurazione è ricchissimo di riferimenti classici, ma ha un'architettura razionalista dell'epoca che è strepitosa. Però purtroppo termina a guerra iniziata, secondo conflitto mondiale. Quindi non viene allestito, fortunatamente, perché poi in parte viene danneggiato l'edificio nel 1943 per la caduta di bombe nei pressi. Le collezioni vengono riallestite molto tardi, e quando Anti oramai poco nel dopoguerra, molto anziano e ha anche poche disponibilità, viene rifatto tutto l'arredo negli anni 60 col suo successore Luigi Polacco. Le antichità egizie rimangono in una cassa di legno di tipo militare, e rimangono nelle soffitte, quindi rimangono assolutamente non studiate e non indagate né classificate, niente. Solo la parte papirologica viene già da Anti scorporata negli anni 50, affidata in parte, e poi negli anni 70 successivamente totalmente l'Istituto di Archeologia lo affida ai colleghi filologi per poterli studiare. Però questa è una piccola parte che ha un suo percorso che poi andremo a recuperare nella nostra storia, ma in realtà diciamo il più rimane molto anonimo. Anche quei 4 usciapti, proprio 4 di numero, che insieme a terracotta e bronzetti anche di altra natura vengono temporaneamente esposti negli anni 60 e 70, non hanno una didascalia, non hanno uno studio, non hanno nulla. Ecco, andiamo nello specifico. Da Neumann abbiamo appunto questa collezione di piccoli oggetti, collezione che contiene anche molti falsi. So che di falsi si parlerà poi nel corso della giornata, quindi non mi fermo. Con appunto il restauro che avete visto qui della sede 99-2008 abbiamo necessità di completare quella che era l'idea di Anti, di avere tutte le sezioni, quindi dobbiamo fare la sezione egittologica. Prima cosa cominciamo a dare tesi, diamo tesi sull'Egitto, anche su Cipro, su quello che avevamo la possibilità di dare. E la tesi egittologica che diamo appunto è su quello che abbiamo. Non andiamo ancora ad aprire la cassa, attenzione, apriamo intanto, cerchiamo di affrontare il patrimonio visibile, quel po' che era esposto, cercando l'altro che non era esposto ma pertinente alla Neumann, collezione Neumann. E qui il nostro apripista è la dottoressa Susanna Moser, che è qua, che fece la triennale in metodologia della ricerca archeologica. Io ero cultore della materia al tempo e anche conservatore, seguì la tesi e fu il primo momento di studio, catalogazione di questa collezione, preziosissima per poter fare la vetrina, altrimenti noi non potevamo agire. L'altra parte tenemmo provvisoriamente, gli spazi erano due vetrine, tenemmo provvisoriamente le antichità classiche in attesa di poter proseguire con gli studi del magazzino di tutto quello che era nella famosa cassa militare. Le questioni erano state tante anche nel passato per la proprietà di questa cassa militare, qui ve le risparmio, però insomma le questioni, come sempre, dell'eredità anche dei documenti sono complesse, non tanto la parte archeologica ma la parte documentaria, per una serie di questioni ereditarie. Vedete qui una mappa sotto che fa parte della documentazione di scavo di Teptunis, è la mappa del Tempio del 32 con le parti in vari colori, le parti scavate nei vari periodi, poi successivamente anche questa è stata pubblicata, ma comunque ci si trovava di fronte a un ammasso di oggetti e anche di documenti inediti
e che sono stati affrontati in più step, come vi dirò. Quello che è importante era anche cercare di fare unità e di capire, quindi i papiri che erano andati per i fatti loro non erano più in museo, gli ostrach che un po' erano recuperabili, un po' erano in magazzino, un po' erano degradati, i papiri, le famose valigie dei papiri, appunto non erano tutti arrivati ma comunque andavano riordinati. Era una situazione abbastanza complessa. In quel momento parliamo 2006, quando decidono di affidarmi anche tutto l'archivio di scavo, archivio non completo perché appunto per questioni editarie era finito anche in altre città in più parti. Si trattava di fare una collezione, di fare una ricognizione. Parte un progetto importantissimo che è Egitto-Veneto, un progetto regionale per la ricognizione, lo studio e la valorizzazione delle collezioni minori egittologiche del Veneto, ed è veramente un momento importantissimo del Veneto, che riesce a recuperare circa 2000 oggetti in più di 20 realtà museali, quindi dalle proporzioni capite già che sono collezioni molto piccole, e a farle conoscere, ma anche a far emergere in almeno 2 casi collezioni totalmente inedite, penso alla collezione di Rovigo, che assolutamente erano di pregio, ma erano assolutamente nascoste e non note neanche agli studiosi. In particolare noi abbiamo la possibilità di fare una ricognizione su tutto il patrimonio. Qui abbiamo 2 momenti di mostra, poi tutta una serie di attività per gli studenti. Qui vedete proprio la presentazione della mostra del 2013 in alto a sinistra con i collaboratori. Sono tantissimi, perché il lavoro bello poi in università è quello del progetto con gli studiosi ma con gli studenti, e quindi diventa laboratorio, diventa momento di crescita per tutti. Ecco, questo è importante. Le tesi che vengono fatte ovviamente, e tra l'altro la tesi importantissima sull'archivio, cioè adesso qua non lo vediamo, ma insomma sulla parte di quella carta, ma i documenti di scavo, facendo anche una ricognizione che ha portato Giulia Deotto, che ha fatto con la sua tesi di dottorato sull'archivio Anti di Teptunis, non solo a Padova, ma a Venezia all'Istituto Veneto, alla Trent University in Canada, a riprendere contatti con Berkeley, che avevano scavato nei primi Novecento a Teptunis. Quindi a riprendere tutti questi contatti internazionali, con questa tesi di dottorato si è riuscito a ricostruire. Una cosa simile abbiamo fatto anche, cioè piano piano sono tornati da una decina d'anni in museo, sono stati radunati gli studi del progetto Papiri Patavine. Ecco, qui oltre alla regione interviene anche un attore fondamentale per le nostre attività, che è la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che è molto sensibile a queste iniziative, e diciamo ha una partnership particolare con l'Università di Padova. Ecco, questo progetto è seguito dai colleghi di filologia, e qui voglio anche ricordarli, perché veramente dobbiamo essere grati a loro tantissimo per quello che hanno fatto. Questo Papiri Patavine è cominciato nel 2009 il professor Lunelli e poi Lanfranchi, ci hanno lavorato il professor Soldati e poi recentemente la professoressa docente di papirologia Strassi con la sua allieva Matilde Fiorillo, che adesso sta pubblicando. In parte i papiri sono in PSI online, e adesso Soldati ha già pubblicato un lotto, altri lotti verranno pubblicati, ma partendo da una situazione, non tanto la valigia, diciamo, perlomeno le scatoline che vedete qui in basso a destra, quindi una situazione veramente molto precaria, sono stati centinaia i papiri messi sotto vetro. Ecco, in tutti questi progetti non è solo la passività del museo che riceve il progetto, ma c'è la compartecipazione anche alla progettazione. In questo caso il sistema di griglie anche scalari che vedete qui, vedete in alto a sinistra il progetto, è proprio stato il progetto, diciamo, di stoccaggio, di conservazione, è stato fatto dal museo, da me, con un architetto, per creare appunto, ritrovare degli spazi in museo proprio adatti per poter inserire anche questo deposito che è tornato ma che è utilizzato, quindi dove si fa di nuovo didattica,
si fanno di nuovo seminari, si fa di nuovo sia studio e ricerca che anche didattica universitaria. Questo è un momento veramente importante, appunto siamo grati. Cassa di risparmio di Padova Rovigo torna subito dopo quella mostra che avete visto con tutti i ragazzi collaboratori presenti. In quell'occasione viene interpellata di nuovo perché sempre la sottoscritta, sempre cercando appunto nei vari passaggi nei magazzini come l'allestimento, insomma oggetti, e cercare di capire in magazzino che cosa si poteva valorizzare di quello che avevamo, in quella famosa cassa militare si ritrova anche questo oggetto particolarissimo e rarissimo, questo flauto di Pan, sempre fra rinvenimenti dell'Egitto portati da Anti. Ora, che sia proprio da Teptunis o da Saqqara, c'è una scatola che lo conteneva che ha entrambe le indicazioni, perché probabilmente è una scatola di recupero, come le scatole che avete visto dei papiri, che hanno scatole da sigarette, hanno scatole delle pellicole e delle carte fotografiche, hanno quei piccoli contenitori che servivano proprio di emergenza sullo scavo per riporre i reperti al momento. Ecco, quindi anche in questo caso vedete la restauratrice, qui siamo a Nicola Restauri, intorno al 2015, 14-15, ecco, con questa non sponsorizzazione, questo finanziamento alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si può accedere al restauro e a tutte le indagini, quindi tutta una serie di indagini che servono a caratterizzare lo strumento. Intanto si va a vedere se per esempio tutta la parte di rivestimento aveva o non aveva colori, decorazioni, se lo va a escludere con tutta la spettroscopia che viene realizzata, poi le indagini anche i raggi X per vedere l'interno, viene fatta la caratterizzazione botanica del tipo di canne, quindi viene fatto un lavoro che permette appunto di consolidare, di esporre e di creare anche questo spazio in basso a destra in una saletta, questa dedicata finalmente agli scavi Anti. Quindi finalmente riusciamo ad arrivare a circa all'epoca 2013, quella mostra dal 13 al 14, ad avere la nostra saletta completa, però ci viene un'altra idea, anzi viene a dei visitatori speciali, dei colleghi di ingegneria. C'è a Padova presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione un laboratorio ormai storico e noto anche a livello internazionale, che è un laboratorio di sonologia e sonologia computazionale. E fanno parte in quel momento, i colleghi fanno parte di un gruppo European Music Archaeology Project, che è questo gruppo europeo di ricerca sulla musica antica, e appunto in base a quei contatti e al lavoro dei nostri colleghi abbiamo potuto agganciare questi gruppi, e i colleghi ci hanno proposto questo progetto finanziato in questo caso dall'Università di Padova, che ha permesso di andare a fondo, cioè di fare questo lavoro di non si può toccare, lo possiamo toccare virtualmente, sì, possiamo con il 3D creare delle copie. Questa, scusate, ma l'ho riportata tale quale da una presentazione che avevo fatto in un altro momento. Quindi con la tecnologia poterlo toccare, poterlo suonare e portare quindi queste risorse non a livello solo di studio, come era stato fatto con il restauro, con la presentazione precedenti, ma al singolo visitatore. Questo di nuovo è stato preso come progetto anche con gli studenti, quindi progetto tra i dipartimenti, progetto in questo caso dell'università, ma progetto anche al quale hanno lavorato studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti. Questo sempre tenendo conto di non, come si può dire, di non rimpiazzare l'originale, ma di fare un valore aggiunto, quindi aiutare i visitatori ad avvicinare questa risorsa fondamentale di ricostruzione del suono di questo strumento antico, e quindi andare oltre quelli che sono gli spazi accademici, ma parlare al nostro pubblico.
Ecco, qui questa realizzazione in particolare, questo touch, questa piattaforma informativa che abbiamo in museo, è proprio porta tutti gli step di progetto, compresa anche, vi inviterei a vedere, questa nel mezzo a destra, che è un accenno alla costruzione, no? Alle metodologie di costruzione del flauto, perché da qui parte quello che è di nuovo il contributo del museo. Cioè, cosa facciamo nel museo, oltre a dare appunto l'expertise che abbiamo dato anche in fase di restauro, che abbiamo dato in fase diciamo, di vari step del progetto, no, qui parte invece un contributo specifico e specialistico del museo, che riguarda appunto un'altra modalità di portare queste informazioni, questa ricerca al pubblico. Attraverso che cosa? Attraverso l'archeologia sperimentale. E qui ne vediamo delle azioni, appunto queste azioni legate appunto da una parte alla piattaforma, diciamo, come parliamo di prodotti finali, da una parte l'archeologia sperimentale dall'altra. Noi abbiamo creato tutta una serie di eventi, di azioni che proseguono nel tempo. Abbiamo un laboratorio stabile di archeologia e musica che viene offerto agli studenti di ogni ordine e grado. Qui vediamo dei primi momenti di sperimentazione negli anni del progetto, e quindi con la creazione del flauto con i ragazzi, con tutte le materie prime. Noi vediamo in alto a sinistra c'è una ricostruzione sperimentale, ma ci sono anche tutte le materie prime, perché questo diventa anche un laboratorio sensoriale, quindi un laboratorio dove non abbiamo solo il vedere e il sentire, ma c'è il toccare e anche l'annusare, perché abbiamo le materie prime, per esempio, per la ricostruzione della pece che unisce le canne, no? Quindi noi abbiamo la pece greca, quindi i componenti, la cera, la resina di pino, il carbone dolce, quindi abbiamo tutta la serie, la gamma delle materie prime. E poi in alto a destra, tutti gli anni facciamo da allora la giornata alla festa della musica il 21 di giugno. Quindi ci siamo collegati, in quello è un momento per fare poi il passo all'indietro, e quindi dalla musica ritornare a portarli alla sezione egizia, a vedere lo scavo, da dove viene il materiale, la storia di Carlo Ranti, e quindi dalla storia di Carlo Ranti ritornare a riprendere la storia del museo. Quindi questa è, adesso qui l'ho tradotto, non so se l'ho tradotto bene perché è uno slogan che avevo fatto quando siamo andati alla conferenza ICOM internazionale di Kyoto nel 2019, poi seguiva la settimana dopo questo incontro di UMAC, che è il board internazionale, il comitato internazionale dei musei universitari. E il motto di quella presentazione è che appunto anche un solo oggetto può cambiare il modo di lavorare in un museo, e quindi siamo sempre più convinti e siamo sempre grati alla nostra sezione egizia che ci ha fatto fare un salto di qualità. Da allora i progetti di collaborazione, adesso ne stiamo facendo uno molto innovativo ugualmente sulla ceramica magno-greca. Siamo partiti a fare indagini spettroscopiche a largo raggio su sculture terracotte magno-greche, ma anche sugli ostraca, che adesso sono anche in fase di restauro. Quindi diciamo abbiamo avviato con i dipartimenti e con tutte le strutture scientifiche di ricerca che lo vogliano una modalità che oramai è molto consolidata di collaborazione, e vi ringrazio.